La storia di una scuderia è racchiusa in questi motori. Le rosse più amate del bel paese si sono incontrate oggi nell'Alta Padovana, nel comune di Villanova di Campo San Piero, in occasione dell'inaugurazione della piazzetta dedicata al pilota Michele Alboreto. Michele Alboreto, campione europeo di Formula 3 nel 1980, trascorse buona parte della propria carriera automobilistica in Formula 1, categoria in cui vinse 5 Gran Premi ed in cui sfiorò la conquista del titolo mondiale nel 1985. Nel corso della sua carriera nella massima categoria gareggiò alla guida di Tyrrell, Ferrari, Arrows, Lola e Minardi. Allo stato attuale rimane l'unico pilota italiano ad aver vinto una gara in Formula 1 alla guida di una Ferrari. Parallelamente alle gare di Formula 1 partecipò anche a molte competizioni riservate alle vetture a ruote coperte, aggiudicandosi la 24 ore di Le Mans nel 1997 e la 12 ore di Sebring nel 2001, anno in cui perse la vita sul circuito di Lausitzring mentre collaudava un Audi R8 Sport. All'inaugurazione presenti le autorità locali e membri del club ferraristico, oltre a banda e maggiorette. Sfishmer Channel News, Villanova di Campo San Piero.